È in corso a Racalmuto, nella sede della Fondazione Sciascia, il master di scrittura per offrire una formazione specialistica a giovani insegnanti, aspiranti scrittori. Si tratta di ore di insegnamento frontale tenute da professori d'eccezione ed eccellenza come scrittori, giornalisti, professori universitari che offrono una prospettiva personale e autonoma sul processo creativo di scrittura. Il master è l'ultimo appuntamento del Festival della Strada degli Scrittori. Tra i docenti il collega Gaetano Savatteri, che ha tenuto una lezione su come si costruisce un giallo. Camilleri ha aperto una strada, anzi un'autostrada di scrittori di gialli, perché con Camilleri naturalmente il giallo siciliano, mediterraneo, il giallo sotto il sole è diventato un genere di grande successo. Questo naturalmente anche in un posto come la Sicilia, dove in qualche modo era nato il giallo italiano con il giorno della civetta nel 61, anche se era un giallo anomalo. Adesso ci sono tantissimi scrittori di gialli, Riccardo Arena, Salvo Toscano, faccio solo questi nomi, ma ce ne sono tantissimi altri nella zona di Catania, a Palermo, nell'Agrigentino. Il giallo credo che sia oggi in Sicilia, ma in tutta Italia, un modo per raccontare il presente. Al di là del plot, al di là dell'assassino, al di là del detective, il romanzo giallo è il romanzo sociale che in questo momento forse meglio che altri riesce a raccontare il nostro tempo, le sue difficoltà, i suoi lati oscuri, i suoi lati ambigui e anche, voglio dire, le sue bellezze. Col master di scrittura stiamo proprio provando a inventare un piccolo giallo che spero, vuol dire, che arriveremo anche a scrivere, se non oggi, sicuramente nei prossimi giorni, inventare una trama, perché il giallo, vuol dire, è un plot, è un meccanismo, è un marchingegno che in qualche modo deve funzionare e quindi proveremo a fare una sfida con questi ragazzi e queste persone molto interessate, molto vivaci e molto attenti per costruire un piccolo giallo magari ambientato proprio alla Fondazione Sciascia.